Guarda che il mugliano bastellato, mi faceva una volta di pizzaiolo. Bello, saporito, guarda che, E come sono croccante? come sono buono. Favorito, che ho verbo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Sabato, Melanzane. melenzane, e domani cosa ci fa? Non ne ho idea, zia. Voglio fare del Mugnana, come fanno la pizzeria tanto tempo fa, che non ne fanno più una volta. Come facevano i pizzaioli tanto tempo Poche fa. pastette, una bella Mugnana fritta, con poche sala coppa e tu consumi. Come si faceva una volta. Come si faceva E una Murignano volta. imbastellato. Bastellato, come fanno i Bello. pizzaioli. Bellissimo. La pizzeria, guarda là, ma la Mugnana fritta, o scagnoziello, la cipollella, tengono un bambù. E ti faccio a casa. E non sa dai per forza pizzeria allora. No, ti faccio io. A posto. Procediamo, zia, senza Ok. averci in Il chiacchiere. melanzane abbiamo preso, ma facciamo prima la pastetta, sabato. Facciamo- Già non si fa nero. Perfetto. Ecco qua. Pastella. Però facciamo occhio, perché... Ecco qua, Zia vedi? Teresa lo fa a occhio perché lo fa da tanti anni. Ecco qua. Acqua 200 grammi di farina. Più o meno. 100-200 grammi. Di meno. Poi dipende quante polenzane volete fare. Sì. Io la ci fa solo a te. Perché la roba fritta non posso mangiare più. Sabato, l'acqua frizzante con un pezzettino proprio di lievito. Quindi acqua frizzante e dentro ci facciamo sciogliere un pezzettino di lievito. Proprio pochissimo. Perché frizzante, zia? E perché fa vedere più meglio, più ambrezza. Farle lievitare prima? Sì, sì. Perfetto. Facciamo sciogliere per bene il lievito e andiamo nella farina. Ecco qua. Molto semplice. Un po' di sale. Un pizzico di sale. E io ci metto pure un po' di zucchero. Zucchero? Sì, Come mai? un pezzettino. Per impastare più meglio, con lo zucchero tiene l'acido. Perfetto, perfetto. Capito? E poi impasto tutto. Caccio questo un po' che pepe, ma io non lo metto in mezzo a me. È finito di alzare adesso, se mi mangio troppo pepe, troppo pepe. Ora non c'è più il pepe. Non c'è più pepe. Fate vedere la pastella. È quasi pronta, giusto? Devi dare un po'. Deve lievitare. Sì. Ecco qua, salvato. Calciato poche pastette, guarda. Giusto un Ma da po'. né tosta né molle. Leggermente Densa. densa, vedi? Ora mettiamo un bel piatto copriamo. sopra e facciamo crescere. Ecco qua. Per quanto tempo, zia? Io penso una mezz'oretta che fa troppo caldo, fa crescere presto. Quindi facciamo crescere una mezz'oretta. Perfetto, a dopo. A dopo. Così abbiamo fai demoniando come i pizzaioli, bello, croccante e saporito. Tagliamo le melenzane, quindi. Sì. E molignana impastellata. I Buonissime. morignani facendo i pizzaioli, che non fanno niente più buono. Ho cattenettato proprio sul gelato. Ma pure i panzarotti, non so più come la volta. Io mi accattavo i panzarotti e mi mettevo in due panni. Bello. E Ma poi facevi- mezza zeppola pure è buona. Mezza sì. zeppola. E invece no, non tutto prepara fuori sul panzarotto. E mi fanno tutte cose con purè, questa roba qua. Invece prima era proprio la patana. Sabato non mi campato, o non tenevano niente, però mi campato meglio le voci. Lui lo che abbiamo detto tutto, però non ti non mangia buono. E tu di chi? La vuoi tenere a buia, zia? Ma che è proprio mangiare non è più una volta. Proprio la materia prima è cambiata. Sì, tutto. Abbiamo sbucciato una melanzana. Sì, e mi piace bello. Ecco qua. Ecco qua. Le tagliamo a strisce quindi. Sì. Ma abbiamo messo lui nella pentola. Andiamo a mettere l'olio nella nostra padellina. Sì, l'olio per friggere. Girasole quindi. Sì. Olio di girasole in padella. Lo facciamo riscaldare un po'. Sì, e poi andiamo a Friggiamo. friggere. Facciamo la pastetta. Melanzane nella pastella. Ecco qua. Olio a temperatura. E si va Ecco. a friggere. Ecco qua. Semplice semplice. E saporito. Assai saporito. Ecco qua. Flu, flu. Un bel tuffo nella pastella. E andiamo a friggere. Ecco qua. Alziamo le prime melanzane Ecco qua. impastellate. Come sono belle. Se Teresa friggiamole tutte Ok. e andiamo all'assaggio. I pizzaioli facevano così, Un pizzico di sale. e poi mettevo. E ti faccio vedere come sono saporito. Guarda che il mugliano bastellato, mi faceva una volta di pizzaioli. Bello, saporito, guarda che, E come sono croccanti. come sono buono. Favorito, che ho verbo consolato.